bilancio dell'esercizio 2008, introduco brevemente faccio qualche nota, dopodiché il dottor Cremonesi vi esporrà nei dettagli il bilancio. L'esercizio 2008 chiude con un utile netto. Scusate, ho dimenticato una cosa molto importante della comunicazione. Purtroppo è arrivata qualche minuto fa. Devo dire che le banche hanno trasmesso qualche ora fa la disponibilità a finanziare le banche. Precisamente 35 milioni di euro più 6 milioni come IVA e addirittura anche 1,7 milioni di controllori di copertura. Quindi in totale dobbiamo avere 44 milioni di euro e hanno scritto appunto che sono disponibili, per cui nel mese di luglio credo andiamo a definire il finanziamento per le banche. Scusate, ma avevo dimenticato. Allora andiamo al bilancio. Dicevo che l'esercizio 2008 chiude con un utile netto di euro 312.553 rispetto a un utile di 259.000 euro dell'esercizio precedente, evidenziando un incremento di circa 53.000 euro. In relazione al budget 2009 approvato dall'Assemblea del 2 marzo 2009 e in conseguenza dell'andamento del mercato dei certificati verdi e alla produzione di energia dei primi 4 mesi, si ritiene di avere un miglioramento di circa 500.000 euro rispetto al risultato previsto nel budget del 2009. Le condizioni operative verificatesi durante il 2008 hanno permesso di trattare nell'impianto un quantitativo di rifiuti urbani ed assimilabili pari a 104.000 tonnellate su base annua, con una riduzione del 2% rispetto ai quantitativi dell'anno precedente. Nello stesso periodo si sono trattate 5.800 tonnellate di rifiuti ospedalieri rispetto a 4.008 dell'anno precedente, del 2007. Le scorie prodotte sono state pari a 100.000 tonnellate, mentre le polveri di abbattimento prodotte sono state pari a 4.000 tonnellate. Le scorie pesanti sono state inviate in impianti che dopo pagliatura li hanno riciclato presso i cementifici. Il ciclo complessivo ha pertanto permesso di inviare in discarica meno dell'8% dei rifiuti in entrata. È importante sottolineare che il trattamento dei rifiuti trattano è certo, sicuro, rintracciabile. Questo devo precisare perché quello che è importante oggi è la rintracciabilità del rifiuto. Quindi avere sempre presente e dimostrare sempre la rintracciabilità del rifiuto. In conseguenza Acam ha riciclato per il 92%, perché in discarica sono andato l'8%. Il 92% è stato più utilizzato e riciclato anche sotto forma di energia elettrica, scusate se può. Nella stazione di trasferimento si sono movimentate 20.100 tonnellate di componente umida dei rifiuti, trasferita poi fuori provincia agli impianti di trattamento dislocati a Lodi, Bergamo, Alessandria. L'esercizio 2008 è stato caratterizzato da una modifica sostanziale delle modalità di affidamento dei contratti relativa alla costruzione del ciclo termico dell'impianto. In base all'affidamento avvenuto a seguito della gara esperito durante il 2007, l'affidatario è risultato sempre Europower, ma i termini sono sostanzialmente cambiati rispetto al precedente contratto. Il nuovo contratto prevede l'affidamento del ciclo tecnico complessivo con la gestione da parte dell'affidatario di tutte le fasi, compreso lo smaltimento delle scorie e delle polveri. Sono stati inclusi a livello contrattuale a carico dell'affidatario anche i costi di approvvigionamento delle materie prime, nonché lo smaltimento dei transporti.
contratto, così come formulato, ha permesso di ottenere una maggiore efficienza degli impianti, tanto da conseguire una produzione totale di energia elettrica pari a 60.000 kWh, nonostante abbiamo avuto una diminuzione del 2% dei rifiuti. Quindi un incremento del 10,70% rispetto alla produzione dell'anno precedente. Ancora più significativo è stato l'incremento dell'energia immessa in rete, pari a 43 milioni di kWh, con un aumento del 12,52%. Questo dimostra un sostanziale incremento dell'efficienza dell'impianto, atteso che i quantitativi, ripeto, di rifiuti alimentari in fossa risultano ridotti del 2% su base annua, sempre rispetto all'alimentazione effettuata nel 2007. Sotto i profili del ricavo, l'energia elettrica venduta ha avuto un incremento superiore al 16%. ACAM ha progettato la sostituzione degli impianti di produzione di acqua demineralizzata per il ciclo termico con impianti di produzione di acqua osmotizzata. I nuovi impianti hanno il vantaggio di ridurre al minimo l'utilizzo dei reagenti con un miglioramento significativo della qualità dei liquami, destinata allo smaltimento attraverso il sistema fognario. L'importo dei lavori in corso relativo a questo intervento ammontano a circa 326.000 euro. Per migliorare l'efficacia del sistema di appiattimento dell'urea, rendendo più tempestivi gli interventi degli operatori in caso di variazione repentina delle emissioni di ossidi d'azoto, è stato automatizzato presso la tavola operativa il comando di regolazione della valvola di adduzione dell'urea. Prima era solo in loco. L'impegno di ACAM nel corso dell'anno è stato quello di migliorare il sistema di utilizzazione presso la stazione di trasferimento della frazione organica, diventando così un unico referente dei comuni soci aderenti per la gestione dello stoccaggio e del recupero di tali rifiuti. Durante l'esercizio si sono completate le attività sperimentali relative alla messa a punto definitiva delle due linee del circolo fungo. Si è provveduto a implementare il sistema di telecomandi per tutta la strumentazione connessa e si è dato avvio alla sperimentazione finale per il completamento dell'automazione che verrà implementata definitivamente entro la fine del 2009. Io avrei concluso